Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Melbourne, terza tappa del mondiale, dobbiamo fare almeno due gare a video, se no non arriviamo al giorno del F1 23 Manager. Allora, Leclerc partì in pole, Sainz quarto, quindi strategia per Sainz proprio tranquilla, media media e soft, sempre due soste per Carlos Sainz Junior, soft a bomba, poi addirittura hard e chiudiamo con medium. Carburante, stiamo un po' più pesanti perché noi ne usiamo tanto. Buono raga, qualificazioni con la pioggia, non sono andate bene e adesso go go go. È una giornata di cielo coperto. Godo. Tenetevi forte, inizia il Gran Premio Top. d'Australia. Pop. 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 Si spengono le luci e via. Go go go. No lead off needed. You are doing a good job. Copy. E Sainz può partire anche così, vai raga. So deployed. E subito Carletto si piglia la posizione. Si mantiene la posizione Carletto. E mo vediamo. Vediamo le gomme. Solo Sainz è partito con le soft, quindi deve approfittarne Carlos Sainz Junior. Andiamo su Sainz, mamma mia, deve fare subito una garona Sainz. E Sainz è già terzo. You're doing well. Molto bene. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Mi godo. Così danno fastidio, dà fastidio anche a Verstappen e Perez, Leclerc che può andare. Dai però, dai. Vai Junior, vai Sainz Junior. Dai, deve superarlo qua però Verstappen. Attenzione, attenzione. Tanto fastest ovviamente di Charles, attenzione Sainz. Niente, Verstappen è un osso duro, lo sappiamo. Vai Sainz, qua lo devi fare. Yes, yes, yes. Ok, Leclerc può andare tranquillo anche se Sainz supera Leclerc andava benissimo. Sainz può anche andare primo. Chiaramente è una strategia diversa. Sainz alla sosta tra il settimo e il tredicesimo laps. Grande recupero di Sainz Junior. Fantastico recupero di Sainz Junior. DRS attivo, adesso chiaramente Sainz lo può tranquillamente superare. No DRS. No DRS, please. Copy that. Anzi quasi quasi diciamo a Lec. Vai. Ok. Strategie diverse, giustamente Lec fa superare Carlos Sainz Junior che può andarsene. Molto bene, molto bene. Finora è andato tutto come da previsione, come da strategia soprattutto. Le Ferrari sono, ragazzi, ma le Ferrari sono devastanti. Le sto anche sviluppando un po', ma ragazzi. Però Leclerc li supera. Per Leclerc ne ha di più. Anche con le soft Leclerc soffre, incredibile. Incredibile, Beppe. At the moment, we are the fastest car on track. Vanno meglio le hard a questo punto. Le soft, le medie a questo punto, sì, ciao. So Ok, Sainz torna davanti. You're good. Attenzione, yellow flag, yellow flag, yellow flag. Yellow flag, ma non sembra esserci Si niente. sono schiantati.
Scusate, Vediamo cosa è dimmi successo. cos'è successo. Qui possiamo vedere la Williams. Ah, brutto, brutto, brutto. Ecco l'incidente. Niente di gravissimo, ma brutto. Ai box entrambi. Ma come pompano le Ferrari, ragazzi. È chiaro che Sainz deve andare ai box adesso. Tra poco. Russell supera sia Verstappen che Perez, si sta avvicinando. Ok. E andiamo di hard. And box, Carlos, box. Yeah, happy to box. And head down. Sì, ma adesso Okay. Sainz in difficoltà. Non rompere i manori Sainz. Ok, sono avvicinate le Red Bull però, è pazzesco. Si sono avvicinate. Boh. Ok, adesso vai box junior. Ok, adesso ho uno stint lunghissimo con le hard. E vediamo se è la scelta corretta. Ovviamente sarà difficile, però l'ho tentata così, l'ho pensata così. Allora, Sainz adesso deve fare con un ritmo aggressivo. Buono, quindi ha 20 giri, filtra 20, perfetto, sempre così. Ottimo. Slow down. Boh. Okay. Copy. Le gomme sono uguali tra Ferrari e Red Bull, molto bene. Attenzione però, sta arrivando Max. Sta arrivando Max. And Charles, no lift off needed. You are doing a good job. Copy. Verstappen lo supera. And just a reminder on garage. Copy. Momento bello di Max. Momento caldo di Max. Momento caldissimo di Max. Black torna davanti. Oh, la Buono. Ferrari sale di una posizione. Sainz è decimo. Ok, siamo entrati in finestra. Aspettiamo, andiamo nel momento migliore. Non abbiamo problemi, salvo safety car o virtual. Allora, i La box. Ferrari è riuscita a guadagnare una Sainz è posizione. già ottavo, molto bene. Ok, adesso deve andare ancora di medium. And box this lap, box. Copy box. Copy. Dai, dai, devi dare tutto, Lek. Ok, Lek esce. Vediamo dove esce Lek. Sainz comunque sta arrivando. Adesso Leclerc c'ha uno stint ancora yellow. Mamma mia, primi e secondi. Primi e secondi. Strategia mostruosa di Veneziano. We should slow down. Yeah. Grande strategia, ragazzi.
non diamoci fastidio, magari, grazie. Adesso chiaramente Sainz ne ha di più. Was a strong lap. Well done. Che gira più veloce. Giro veloce di Sainz Junior. Gara regolare per il momento qui all'Albert Park di Melbourne. Su Sainz comincia ad avere problemi con le gomme, ovviamente. Leclerc è tranquillo. Giro veloce di Charles. Stiamo dominando, ragazzi. Queste Ferrari sono devastanti. Nell'ultimo stint andrò a bomba con la benzina, eh. Tanto Sainz è in finestra. Junior è in finestra, ma grande gara anche di Junior per il momento. Ok. E può andare di medium. Pit confirm box. Yeah, box. Ok, Sainz è pronto ad andare ai box. Sainz adesso può andare su standard però, eh. Vai. Vai Junior. Junior esce, no. Stiamo su Carletto che sta andando alla grandissima. Scatenato Charles. Sainz settimo. Ai box Gigi Hamilton. Well done. Sainz fa il fastest. Ma che Ferrari per il momento. Che Ferrari, ma stiamo calmi. L'Alpine avanti ora. Sainz è in lotta. In box Ottimo tutte e una. sorpasso per l'Alpine. Però ora forse Verstappen non ne farà altre però, Da capire. Dobbiamo farci il culo per vincere però, E la Ferrari guadagna posizione. Grande Sainz, dai Sainz. Ok, abbiamo le soft però, Pit confirmed. Copy box. Copy. Ok, lecca i box. Vediamo se la strategia è corretta. Good job. Ok. È chiaro che adesso devo superarlo in pista Max, però Max ha delle gomme oscene rispetto alle mie. Charles, giallo però, yellow. Vai. Adesso dovremo farcela. Abbiamo delle gomme superiori. Già secondo, sta già rosicchiando a manetta Charles. Sainz quarto. La Ferrari sale di una posizione. Subito fastest di Charles. Mamma mia, Charles sta letteralmente distruggendo qualsiasi cosa. Ok, Charles c'è. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Sainz quarto. Terzo. E può spingere. Vediamo se mi prende anche Max. Gara tranquilla. Dai che vuole una doppiettona, non so se ce la fa. And DRS is disabled. Copy. DRS disabled. Ok. No, non ce la fa Junior. Non sembra farcela Junior.
Ultimo giro. Ultimo giro per Carletto. Ultimo giro per Carletto, che va a vincere la terza gara consecutiva. Signori, c'è solo la Ferrari per adesso. Yes, yes, yes. Sainz purtroppo non ce la fa. Oh yes. Terzo, Junior. Primi e terzi, comunque stiamo letteralmente massacrando la stagione per il momento. Non me l'aspettavo così forti. Piloti, Leclerc sta volando, sta massacrando qualsiasi cosa e la Ferrari sta dominando anche la costruttori. Ok. Punti sviluppo. Raga, secondi e terzi a Imola, strategie simili però diverso ritmo. Leclerc parte con aggressivo, mentre attacco per Sainz Junior. Partiamo più pesanti. Ho visto che ci può aiutare. Purtroppo la pole non è arrivata. Vai. Ma possiamo fare bene comunque. È una splendida giornata di sole e i piloti sono pronti. E ora Charles Dai, Leclerc. raga. Oggi parte dalla seconda posizione. Davvero un'occasione d'oro. Ecco l'altra Ferrari. Oggi inizierà la gara in terza posizione. Riuscirà a risalire fino alla prima? Le scuderie sono pronte a partire. Si respira aria di grandi occasioni e la folla intrepidante Dai, fioi. qui al Gran Premio dell'Emilia Romagna. Go, go, go. Si spengono le luci. Allora, Charles. Partiti. Boh, al massimo. So we need to push. E potenza. Copy. No, è qua. Vai. Here, DRS. Vai. Copy. Vai. E vediamo. Subito Charles. Subito Charles. Vai, Fio, vediamo cosa combiniamo. And you are doing a really good job. E mo vediamo, tanto carburante abbiamo. Vediamo se è la scelta è giusta. Visto che vado meglio, me la gestisco meglio sinceramente. Però bisogna capire poi in gara se è così. Sì, in tutte le gare è così. Ok. Teoricamente Sainz deve avere un passo migliore. DRS enable. Ma sinceramente in questo momento è meglio se va avanti Sainz, onestamente. Bravo Junior, dai. Vola Junior. Mamma mia, ma abbiamo una macchina, cioè stiamo sviluppando un po' i vari componenti, ma siamo devastanti. Adesso lasciamo andare via un po' Junior. No DRS. No DRS for him. Copy. Copy. And just a reminder on DRS. Non si riusciamo ad andare oltre. Ok. No, diciamo che comunque. Oh cazzo, a me dispiace, ma Sainz non riesce ad avere un ritmo buono. Cavoli anche suoi, noi stiamo dominando però, Cazzo, riusciamo a rifare veramente il dominio se continuiamo così. Stiamo usando 5 secondi a max. Incredibile, yellow flag, veloce. Era forse un bloccaggio? Bloccaggio di Latifi. Ferrari troppo forti in questo momento. Incredibile, sinceramente. Non me l'aspettavo così tanto. Pensavo una lotta dura con le Red Bull.
Sì, Leclerc riesce con un ritmo più basso comunque a dominare, certo che Sainz ha veramente bruciato le gomme, ma questo era l'obiettivo. Allora, aspetta un attimo, ma Sainz tra il 16esimo e il 22esimo, sì, ok, perfetto. Molto bene. Yeah, very poor grip, I don't know why. Fammene un'altra e andiamo. Copy that. How are temperatures? Devo andare ai box per forza. Ancora media. Box, speed confirm and box. Cazzo, va il Yeah, prossimo copy però. box. Vabbè. Yeah, No, no, è copy andato, è andato o no? Sì, sì, non ce l'ha fatta, meno male. Molto bene, ok. Sainz esce ottavo. Adesso Sainz deve stare su aggressivo. And slow down now. Yeah, all good. Leclerc bene. Qualcuno 10 finisce secondi. largo. Ancora leggere yellow flag. È entrato in finestra Charles. The fronts are gone. Come anteriori andate. Copy. Are we fine? Sainz ha qualche problema di traffico. Ok, ancora medium. Yellow flag veloce. Ok, Charles La rientra. Ferrari è riuscita a Adesso recuperare Charles c'ha posizione. aggressivo 21 giri. Sembra ci sia un bloccaggio. Ok, Charles quinto. Devono ancora andare ai box tutti. Good luck. Fastest di Sainz Junior. Copy. Sainz è secondo in questo momento. Yellow flag veloce. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Sembrerebbe un bloccaggio. Grande Sainz, sta volando Junior. Ok, primi e secondi ancora. Però Perez è molto vicino. Deve ancora andare ai box però Perez, eh? Questa sembra una gara tranquilla per il momento. Leck torna davanti. Leck in un momento devastante. Ok, finestra box per Junior. Mamma mia, che Ferrari, signori. Soft. Box, and speed confirm. Yeah, box. Ok, box Junior. Sainz. Ok, su standard deve stare. Perez just pitted now. E mo vediamo, Junior esce terzo. Mamma mia ragazzi. Scatenato Junior. Un'auto è appena andata larga. Was a very good lap. Giro record di Junior. Yeah. Entra in finestra anche Charles che sembra molto tranquillo.
Ormai 13 giri alla fine. E anche Sainz, anche Leclerc le soft. Now box. Tante yellow flag veloci. Qualcuno ha bloccato le ruote. Leclerc aggressivo soft, cioè pazzesco. Però io starei su standard. Non vedo perché rischiare. Non ha bisogno di rischiare Charles, dovrebbe prenderlo tranquillamente. Verstappen che ha una sosta. Sì. Giro record di Lec. Ok, sta arrivando da Max. Sta arrivando da Max. Ok, supera Max. Sainz ha le gomme un po' messe peggio. Qualcuno ha allargato la Norris va lungo. Sainz non ha più gomme però, eh. Sainz ha finito le gomme. Final lap per Charles. Charles rischia di vincere l'ennesima gara. Non so cosa dire. Non so cosa dire. And check it. Vince Charles. Let's go, come on! Sainz, Leclerc. Sainz solo coi cerchioni, ma arriva terzo. Ancora primi e terzi. Verstappen prova a tenere in ballo qualcosa, ma inizio devastante di mondiale. Iper devastanti. Leclerc 104, Sainz 64, Verstappen 54. È già un dominio devastante. Costruttori, lo stesso Ferrari, imbarazzante da quanto è forte. Raga, sotto il cuore della Veneziano, il Cube c'è, la Ferrari anche.